Preside Morgan, la scuola, l'Istituto Cerletti si appresta a festeggiare 150 anni di storia. Come istituto scolastico, come accogliete questo importante anniversario e come vi siete organizzati? Sì, ci apprestiamo appunto a celebrare 150 anni di storia, è un traguardo ambizioso, ma nello stesso tempo anche per noi un punto di partenza, perché naturalmente dobbiamo portare avanti un'eredità importante, ne sentiamo tutta la responsabilità. Abbiamo organizzato una serie di iniziative che si terranno dal 21 maggio al 24 maggio compreso. Ci saranno dei momenti celebrativi, momenti dedicati ai convegni, alle visite guidate, all'esposizione di prodotti dei nostri studenti, ma anche di altri produttori. E, insomma, saranno momenti importanti nei quali tutti avranno la possibilità di far emergere l'importanza di questa scuola non solo nel nostro territorio, ma anche proprio in Italia e nel mondo. Lei prima, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato più volte il concetto di senso di appartenenza della scuola. Come avete lavorato negli anni per stimolare appunto questo senso di appartenenza? E ci sarà uno degli allievi illustri, ex allievi illustri del Cerletti? Beh, allora, diciamo che è facile lavorare, nel creare questo spirito di appartenenza, perché è un qualcosa che avviene e colpisce davvero tutti, soprattutto gli studenti, che grazie alle attività, non solo quelle didattiche in senso stretto, ma tutte le attività, extrascolastiche che, comunque hanno a che fare con le loro competenze, con i loro talenti, ecco, fanno maturare queste attività questo senso di appartenenza, e quindi la partecipazione a fiere, a convegni, l'essere protagonisti in varie situazioni, rende i ragazzi particolarmente fieri di essere studenti di questo istituto. Ci sarà sicuramente il presidente Zaia, il presidente del Consiglio regionale, che appunto è insomma un autorevole ex allievo della nostra scuola e che tanto ha fatto per la scuola a partire da quando ha avuto il ruolo proprio di assessore e presidente della provincia, in un momento in cui la scuola, appunto, come vi ho detto prima, insomma, presentava delle fragilità, ecco.